magari altri sindaci prendono la parola, volevo chiedere se potranno dire qualcosa per le impressioni che hanno di questa serata Andrea Tomat e Ivan Palasco, se lo ritengono opportuno. Lo facciamo parlare? Un'impressione, Presidente, una piccola impressione, è richiesto anche dal tavolo. Buonasera a tutti, e come il vostro Presidente ha avuto occasione di dire, bisogna ascoltare e apprendere, quindi sono qui con molta umiltà ad ascoltare e a sentire, e sono certamente anche molto impressionato dallo spirito e dalla forza che si sente qui questa sera, sino che c'è molta determinazione. Complimenti. Poi si preparano gli altri Buonasera a tutti, anch'io mi associo a ciò che ha detto il mio illustre collega di un'organizzazione più blasonata della mia, numericamente magari ci sarebbe da discutere, ma sicuramente più blasonata della mia, sul fatto che con umiltà sono anch'io qua ad ascoltare e imparare. Se posso dare un mio contributo, premesso che sono arrivato tardi, quindi mi scuso, ma non vorrei dire cose già dette o comunque inutili, non bastassero le parole che ha detto prima, che ho ascoltato Alessio Morosin, sul fatto che, se mi consentite un francesismo, posso usarlo, grazie, sul fatto che quando ci dicono l'autonomia del Veneto è una gigantesca galattica presa per il culo, non bastasse le parole che ha detto adesso Morosin, vi inviterei a fare una riflessione. In una Unione Europea oggi sedicente tale, in cui l'organizzazione delle strutture sovranazionali finanziarie, le grandi famiglie finanziarie, lavorano e operano politicamente per depredare gli stati membri, quelli più deboli, cosiddetti del sud Europa, privarli sempre di più anche con i provvedimenti che sono partiti oggi aiutami Alessio, del quantitative easing, per depredarli della loro autonomia, pensare che in questa logica in cui stanno scippando tutto ciò che abbiamo in questo paese al Veneto, perché il Veneto, perché ai Leone di San Marco gli possono dare la maggiore autonomia, è veramente ridicolo. Qua siamo tutti lavoratori, non c'è bisogno che insegni nulla a nessuno, però se vogliamo rompere questo stato di cose, la prima cosa da fare è rafforzare la nostra identità, il senso di appartenenza. Io mi auguro che al dottor Tomat, che persona che ho l'onore di conoscere e che stimo, voglia per il suo ambito sensibilizzare gli imprenditori veneti a non delocalizzare, a non portare la tecnologia fuori da questo paese, perché mantenere la tecnologia in questo paese, mantenere l'arte, il saper fare, il saper lavorare, è questo il primo tassello del cemento dell'identità locale di cui noi...